Mister, prime ore da allenatore della Pro Patria, ti chiediamo subito le tue sensazioni proprio a pochi minuti dalla prima conferenza stampa in bianco-blu. Sono contento, sono tranquillo perché so che arrivo in una società seria, con gente per bene, quindi so che mi possono dare una mano tutti indistintamente, dello staff, dei giocatori, del direttore della squadra, tifoseria, penso che ci può dare una mano grossa questa stagione e sono tranquillissimo e carico. Tutti parlano di intuizione del direttore Turotti, cosa può portare Jorge Vargas a questa Pro Patria? Sì, posso portare passione, tanto lavoro in campo perché mi piace lavorare tanto in campo, e poi preparazione perché ho visto anche che lo staff è abbastanza preparato, Massimo è una persona per bene, quindi penso che mi può dare una mano grossa anche in quel senso lì. Niente, sono tranquillo perché so che la intuizione può venire bene come può venire male, però sono carico che da parte mia non ci mancherà nulla per lasciare a tutto lo scontato, quindi sono sereno. Un ambiente, quello bianco-blu, che hai avuto modo di conoscere dall'esterno, hai visto diverse partite della Pro Patria dello scorso anno, conosci il calore di questo pubblico, di questa piazza e ti ci ritrovi anche in un certo senso perché sei un sanguigno con il tuo sangue cileno. Sì, poi i colori sono quelli della bandiera del mio paese, quindi c'è una coincidenza importante, però indipendentemente dalle coincidenze o questa roba qui, è importante che noi facciamo il lavoro alla grande perché ci sono tante aspettative, c'è tanta carne sulla griglia, quindi dobbiamo essere consapevoli di questa situazione e vediamo che viene fuori, però come ti ripeto sono tranquillo perché sono in buone mani con tutta la gente che ho trovato qua e penso che si può fare molto bene. Dal punto di vista tattico-tecnico, lo hai accennato, non andare a stravolgere nulla di quello che c'è già, naturalmente portando nuove idee. No, perché la base, poi mi ritrovo pure con loro io della maniera di giocare, perché mi piace giocare anche così, con quel modulo, magari si aggiusterà qualcosa che mi piace magari a me, però la base è quella lì, hanno fatto bene negli ultimi anni e speriamo fare molto meglio con noi, come gruppo, come società, questa stagione, però cambiare non vale la pena perché mi ritrovo molto bene in quella situazione così. Chiudiamo, mister, con un saluto ai tifosi bianco-blu. Un abbraccio a tutti i tifosi, speriamo questa stagione che si possano dare un supporto importante perché abbiamo bisogno tanto in casa come fuori e dovete essere tranquilli perché daremo il massimo per portare alla propria patria lo più alto possibile, quindi tanto supporto, tanta pazienza quando sono momenti negativi che ci saranno, quindi quelli negativi abbiamo bisogno della forza, dell'aiuto perché è lì che si vede le squadre forti quando passano molto, molto veloci i momenti brutti.